Tornando alla domanda, sicuramente c'è un grande interesse per uno strumento regionale che possa mettere insieme in un'unica piattaforma la domanda e l'offerta, e tracciando anche le filiere locali. E oggi, come aziende di trasformazione, come aziende di commercio, il Veneto, che è anche al primo posto, diciamo a livello nazionale come regione, importa circa l'80% della materia prima lavorata. Ecco, questo ci fa pensare alla grande potenzialità che ha questa regione nel consumo di prodotto locale. C'è un interesse non solo sul tondame, ma soprattutto su segati, su semilavorati, su travature e pannelli. Sono tutti prodotti che oggi trovano sempre più impiego nel mondo delle costruzioni. E alla domanda le problematiche che intravedo su questa piattaforma e come intervenire concretamente. Credo che una delle problematiche più importanti oggi è la certezza dei dati. Viviamo in un contesto dove è veramente difficile avere dati certi. Cosa ha bisogno la filiera di trasformazione? Qual è la domanda specifica dei vari prodotti della quale ha bisogno e qual è la capacità produttiva oggi di soddisfare questa domanda. Credo che diventi veramente importante avere la certezza di questi dati, perché altrimenti facciamo anche fatica a andare a incrociare la domanda e l'offerta. Quindi credo solo attraverso questa mappatura possiamo progettare politiche adeguate di sviluppo della nostra risorsa forestale per rispondere sempre di più, come dicevo prima, a una domanda che diventa sempre più precisa, puntuale e soprattutto una domanda che cresce continuamente. Nella standardizzazione dei prodotti, ben credo che oggi non si può più produrre quello che casca, ma quello che oggi il settore e il mercato chiede, e quindi credo che gli operatori lo sanno benissimo. Sempre più a livello sia comunitario e nazionale c'è una standardizzazione molto spinta, perché è soprattutto nel campo, nel mondo delle costruzioni, che oggi c'è una richiesta sempre più in crescita, e quindi diventa importante andare proprio a identificare veramente i prodotti necessari per questa domanda. Per quanto riguarda l'incertezza degli approvvigionamenti e i dubbi nel settore industriale, ci sono stati dei periodi dove abbiamo avuto veramente della difficoltà a reperire il materiale, e quindi, come le dicevo prima, noi importiamo l'80% del materiale semilavorato e non riuscivamo a mantenere e soddisfare i tempi dei nostri clienti a loro volta. Quindi in un mercato sempre più globalizzato, in un mercato dove secondo me ci sono anche altri paesi, non solo a livello europeo ma anche internazionale fuori dall'Europa, che stanno crescendo soprattutto nel mondo delle costruzioni, i paesi oggi produttori di questi prodotti, di questi semilavorati che io chiamo legno ingegnerizzato, prendono altre strade, e quindi abbiamo difficoltà a diventare, come eravamo un tempo, anche gli interlocutori principali di certi paesi dell'Europa. Quindi secondo me, se dobbiamo noi sviluppare una politica industriale della filiera, c'è la necessità di capire quanto oggi la domanda interna possa essere soddisfatta dal mercato nazionale. Voglio ricordare alcuni dati. Come Regione Veneto noi siamo al secondo posto a livello nazionale per numero di addetti e di fatturato e di imprese. Siamo al primo posto nel settore dell'arredo e siamo al primo posto per export nel settore dell'arredo. Quindi c'è una attenzione anche da parte della Regione nei confronti della filiera. E di questo vorrei anche ringraziare il governatore, che ha avuto questa sensibilità, perché ha istituito l'anno scorso, ha dato via a una cabina di regia regionale per la filiera veneta del legno arredo, per definire delle politiche mirate di sviluppo.
Ho visto alcune presentazioni dopo il ciclone Vaia, ho visto quanto ha fatto la Regione, che strumenti ha messo in pista. Io credo che abbiamo le capacità per fare delle cose veramente importanti. Ho visto una presentazione da parte del direttore Fabrizio Stella di Avepa, di uno strumento per il monitoraggio dei nostri boschi, delle nostre strade, della mappatura completa. Quindi io credo che manca poco per arrivare a uno strumento importante che deve diventare anche uno strumento di dialogo tra le regioni. Quindi partire da un'attività locale mirata per andare ad allargare con uno strumento che possa dialogare anche con altre regioni in modo che possano copiare, tra virgolette, ecco, questo nostro modo di operare nel settore.